Per la prima volta qui al salotto il piacere di annunciare i Lasa Society. Oh, benvenuti. Ciao, Ti tocca a te, grazie. Federico, stasera. Qualcuno doveva prendere, diciamo, le veci, anche se saranno delle brevi introduzioni, perché so che avete comunque tanta musica stasera, tanta musica. È uscito da poco un album che si chiama Vincenzo. Uno dice, ma Sì, questa corretto. è una cosa tipo Giancarlo, una cosa così. Forse è un tributo a quei meravigliosi anni, che io so, perché comunque è una musica particolare. L'ho tirata un po' per i Insomma, no, capelli, no, vabbè, vabbè, dai. in realtà Vincenzo, ha un valore per noi come band, nel senso che abbiamo dato un po' una personalità a questo album e abbiamo scelto il nome Vincenzo perché ci era piaceva. vincente, diciamo. Andrea arriva subito a risolvere la situazione. Bravo No, Andrea, che vuoi sono... dire qualcosa tu, già che sei qua? Dai, di non è qualcosa. abituato Fede così No, col ma perché siamo una microfono. band strumentale, No, quindi hai è ragione, vi ho messo in difficile. difficoltà. Vabbè, però io un minimo Siamo di già così. presentazione come fossimo alla RAI, come fossimo alla RAI, Esatto, cosa no, non ci gli sta, dici ci qualcosa sta. al presentatore della RAI? Ah, tu lavori pure alla RAI? Vabbè, dettagli. Vabbè, immagino che cosa fai, il TG regionale, Ma adesso ti vabbè, vediamo ma poi. no, ma Vabbè, non ci distraiamo, non ci distraiamo approfondiamo. e entriamo invece nel mondo di questo album. Vincenzo, che io insomma ho annunciato come musica ambient, post-rock, però in effetti c'è tanta sperimentazione qui in mezzo e vedo anche tante bellissime tastiere, nonché la batteria, insomma, però Sì, sì. di roba ce n'è. Anche mio figlio dice cose moderne, guarda, sono dei pezzi degli anni Ottanta, guarda un aggiuno che era nata. Abbiamo un po' di strumenti ovviamente che arrivano dal passato, però tutti legati al mondo dell'elettronica, ma abbiamo comunque sempre la batteria che ci tiene uniti al mondo rock, quindi a quello che ci piace un po' di più da sempre. Allora, con che cosa cominciamo? Iniziamo con Belgio. Belgio, Eh, una nazione che non si capisce bene manco No, che lingua vi spiego parlano. molto velocemente perché si chiama Belgio, perché quella sera, la sera in cui è nato questo pezzo, l'Italia giocava contro il Belgio Ah, ah, e ha perso e ho detto ovviamente. tutto, e ho detto E poi tutto. forse è uscita dai mondiali in maniera rovinosa, comunque il pezzo è riuscito. Cioè. Qua ci vorrebbe Domenico Mungo perché io non me le ricordo queste cose. Però siamo sicuri a questo punto di poter annunciare questo brano Belgio, signori e signori, abbiamo qui Sì. l'Asa Society.
L'Asa Society, questo è un estratto diciamo dal loro ultimo lavoro, Vincenzo, dico bene, questo era Belgio, un brano anche con qualche modo un'eco calcistica, se non ho capito male, almeno uno sfondo diciamo calcistico, perché stavate guardando la partita quando avete fatto sta canzone, No, diciamo. no, assolutamente Come Mozart no. che giocava a biliardo mentre scriveva i pesi, ci sta, ci sta. E allora senti, io ti chiederei Federico di presentare gli altri componenti della band, perché poi se no Assolutamente. dici che avevi il microfono e hai parlato solo Sono tu. Andrea Andrea e all'altro Fabio. tastiere e Fabio alla batteria, facciamogli un Abbiamo applauso tutti che se non dei, meritano. abbiamo tutti dei nickname in realtà, quindi probabilmente Fabio vuole essere presentato come Igor e Ah, Andrea come Igor, Victor, vabbè, questi sono i vostri però nomignoli, questi i vostri nomignoli. sono Allora, vocali abbiamo detto, originalmente. è appena uscito questo album, nel senso che è uscito un paio di mesi fa, no? È disponibile Sì, è uscito a inizio novembre, è disponibile sì, su tutte le piattaforme musicali. tutte le piattaforme musicali. Adesso proseguiamo con un altro estratto da questo album, come si intitola? Il prossimo si intitola Suina. Suina, proprio come quella che era Da intendere come volete, una come... febbre suina, diciamo quelle cose lì, diciamo un po'. Questo è... Una canzone più da zooprofilassi, ecco, mettiamola così. Ti chiedo... Suona un attimo, capisco.
La L'Asa Society, questo è veramente un brano, cioè questo è un film praticamente più che un brano. Avete già È un immaginato, film. Avete già immaginato il film? Cos'era? Un film di quelli tipo Murnau, Un po' epico. un film muto però poi Un po' rivisitato in chiave epico, elettronica. sì. Praticamente quindi state anche ragionando su fare un film, un cortometraggio. In realtà quando suono questa canzone mi viene in mente il Papa. Il Non Papa so, proprio magari lui. può essere... Vabbè, è una cosa mistica, proprio sotto Natale, poi figurati. Che Ma sì, ci sta. quindi una canzone diciamo ispirata, una canzone anche religiosa. Poi Chissà si chiama che- Suina, quindi non vorrei Chissà mai- che poi magari non vi prendano, che ne so, le edizioni Paoline, qualcosa del genere, per qualche film. Chi lo sa, qualche Ganci ne documentario. Loro ne hanno. Loro sì. ne hanno. Loro ne hanno. Allora, se non ricordo male, adesso partirà praticamente una suite, diciamo lunghissima, con la quale in realtà ci saluterete, perché vi avete detto che avete questa cosa qua, diciamo, dei 3 pezzi, ho capito bene, vero? Giusto, sì. Che però è un pezzo diciamo molto corposo e all'interno sempre di Vincenzo. Sì, Di questo avete realizzato un videoclip. No. Perché non è difficile fare videoclip su questi Vogliamo pezzi, che realizzare ci un vuole? videoclip? Magari un giorno. Ci Però sta. è il pezzo che dà il titolo all'album. Ah, questo è Vincenzo proprio. E Vincenzo, che nell'album è diviso in 2 parti, perché Vincenzo ha una doppia personalità. Sì. In questo caso l'abbiamo fatta extended version da regista. Quindi c'è anche il rovescio della medaglia, tutto in questo, la doppia personalità verrà fuori in una soluzione unica. È un po' strano Vincenzo. È un po' strano. È va un po' bene. strano. E allora tuffiamoci nel mondo di Vincenzo, signore e signori. Abbiamo qui l'Asa Society. Prego Andrea. Ti chiedo solo una cosa. Dimmi. Se puoi alzarmi questo e abbassarmi questo. Ok, va bene, ci penso io, dovrei aver capito, speriamo. Allora, vediamo se funziona. Quando volete. Vado?
L'Asa Society, grazie veramente, grazie mille, un grosso in bocca al lupo. Ricordiamo Vincenzo disponibile su tutte le piattaforme Spotify e quant'altro, l'album dal quale abbiamo ascoltato questi estratti, grazie mille, un grosso in bocca al lupo. Ringraziamo tantissimo chiaramente anche gli altri ospiti, ovvero Tommaso Entrieri, che ci sono venuti a trovare questa settimana. Vi diamo appuntamento alla prossima, ringraziamo la parte tecnica Sergio Olivato, Danilo Samà da Bruxelles, ringraziamo il Lab e chiaramente Radio Reporter Torino che insomma trasmetterà degli estratti da questa serata. Per quanto riguarda questa sera è tutto, vi diamo appuntamento al prossimo lunedì, tante belle cose, adesso sigla!